Toninelli mette sotto esame la Pedemontana, la TAV, mette in discussione opere che stanno andando avanti. Come risponde? Ma guardi, io penso che sia il Ministero delle Infrastrutture e non delle disinfrastrutture. Certo è che noi l'abbiamo messa in discussione per primi perché abbiamo coinvolto l'Avvocatura dello Stato, abbiamo coinvolto la Corte dei Conti, abbiamo coinvolto e segnalato il tutto all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Oggi c'è un cantiere della Pedemontana, l'opera più grande oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi 258 milioni di euro, che verrà consegnata, ultimata, finita entro settembre 2020. Già nei prossimi mesi apriremo un primo tratto. Questa è l'opera. Se poi qualcuno la vuole fermare, e non fa altro che firmare su un pezzo di carta l'arresto del cantiere. C'è anche una penale da pagare non da poco se si ferma un'opera del genere. Ma guardi, al di là delle penali si mette nei panni dell'azienda che dice io ho 2 miliardi 258 milioni di euro di opere che devo portare a casa, ho i proventi rispetto a queste opere, ho lavori che ho già fatto, il 40% è già cantierato e poi c'è tutto il danno ambientale perché per riportare il piano campagna vuol dire digerire, disintegrare tutti i viadotti di tutto quello che si è fatto, distruggere, macinare, poi riportare il terreno, spianare, portare il terreno vegetale e poi piantarci l'erbetta sopra. Fate un po' voi 4, 5, 6 miliardi di euro. A noi serve anche la TAV, il treno ad alta velocità. Ma guardi, mi lasci dire innanzitutto che la Pedemontana non è una mia invenzione. La Pedemontana esiste nelle carte ufficiali del Veneto dal 1990. L'attuale cantiere è basato su un progetto del 2002. La gara è del 2006, l'aggiudicazione di gara è del 2009 in virtù di una sentenza del Tribunale. Questa è la storia. Per quanto riguarda la TAV è un'altra delle opere chieste da questo territorio. Penso che sia giusto e logico che il Ministro si ponga delle questioni. Dopodiché le infrastrutture sono lì, sono pronte alla loro dismissione come cantiere, nel senso che si stanno ultimando soprattutto la Pedemontana, poi cercheremo di capire. Certo è che io sono qui a tutelare l'interesse di Veneti e tutelerò fino alla fine. Ecco, riprendiamo bene il candidato sindaco Francesco Rucco a fianco di Luca Zaia. Sindaco garantito. Porta fortuna, Luca Zaia. Lo tocco. Ha detto Francesco Rucco, voglio governare questa città da sindaco sul modello di Luca Zaia. Beh, lui sa far molto meglio di me, è più bravo di me. Diciamo che i vicentini sanno che avranno un sindaco che fa pulizia. Se poi qualcuno non vuole la pulizia, vuole il Campo Marzo come adesso, vuole che comunque si tengano le porte aperte a tutti senza se e senza ma, non voti Rucco. Faccio la campagna al contrario, nel senso che giustamente Rucco si è presentato una campagna di rigore, di difesa del territorio e dice prima i vicentini, ma prima i vicentini vuol dire i vicentini e tutti coloro che non sono vicentini, che sono venuti qua e hanno un progetto di vita, si sono integrati e rispettano le leggi. Se poi qualcuno viene qua a comandare e non c'entra niente con questa comunità, se ne deve tornare a casa. Francesco Rucco, lei che cosa ha da dire o da chiedere a Luca Zaia? Io Luca Zaia chiedo chiaramente che quando amministreremo questa città ci dia una mano soprattutto sulle infrastrutture comunali. Io ho fatto il giro di alcune strutture sportive ad esempio del territorio e devo dire che sono messe malissimo, veramente siamo una città che è stata a Vicenza città europea dello sport ma non si direbbe assolutamente. La Regione ha competenze anche sulle strutture sportive, chiederò loro una mano per finanziare tutte le strutture di Vicenza sportive con una programmazione nei prossimi 10 anni naturalmente di amministrazione perché guardiamo già avanti. Qual è la risposta? La risposta è che noi ci siamo. Allora, i cittadini non è che sono trattati in base all'idea politica, la Regione tratta tutti i Veneti, i 5 milioni di Veneti della stessa maniera e gli stessi amministratori, però è pur vero che è più facile dialogare con un sindaco che non ti rompe le palle tutti i giorni sui giornali con polemiche inutili e un sindaco invece che magari ti è amico, ha una stessa tua visione e sa che il percorso da fare assieme lo si fa in maniera molto più agevole, come diciamo noi, da soli si fa prima, assieme si fa più. Sull'autonomia che ricadute ci possono essere sui comuni come Vicenza? Ma totali, perché la nostra visione scusi, del nuovo Veneto è una visione molto semplice. Assemblea legiferante regionale, col modello Trentino-Alto Adige, e poi l'autonomia che si percepisce e si respiri nel territorio, quindi tutto trasferito a cascata a comuni e province. Ovviamente anche sul fronte delle risorse, perché noi, ripeto, siamo pronti col progetto, lasciamo alla Ministro Stefani qualche settimana per l'insediamento, presenteremo il progetto del Veneto che conferma le 23 materie e conferma i quasi 2 milioni e mezzo di voti che i veneti hanno dato a un progetto di autonomia che va al di là del pensiero politico, di essere della Lega, dei 5 Stelle, del PD o di quello che è. Questo è un progetto per il Veneto. E sul dramma delle banche? Beh, il dramma delle banche è un altro... Soprattutto in prospettiva di ristoro.
Scusi, in prospettiva? Ristoro. Sì. Ma guardi, io penso che chi oggi ci governa si è preso una bella responsabilità, visto e considerato che entrambi i partiti si sono proposti e hanno incontrato i cittadini anche domenica rispetto a quello che è il ristoro di 205.000 azionisti, o meglio risparmiatori che hanno perso tutto. Penso che sia ragionevole, al di là di tutte le vicende dei tribunali, pensare che se c'era qualcuno che doveva controllare fino in fondo. La partita è una partita intricata, il danno è un danno grave, si dice che con 1,5 miliardi si potrebbe chiudere la partita transando con tutti. Io spero che si trovi una soluzione a livello nazionale, tutto il territorio se lo aspetta. Io sono anch'io azionista delle due banche, tra l'altro. Lei Rucco cosa dice a riguardo? No, condivido in pieno, devo dire che faremo pressing sui ministri, anche il ministro Vicentino. Ricordo che abbiamo un ministro di Vicenza, Erika Stefani, che sicuramente farà gli interessi anche dei vicentini e quindi di tutti i risparmiatori danneggiati, e credo che ci debba essere una priorità assoluta rispetto ai risarcimenti. Il Comune farà la sua parte attraverso un sistema di sindacato con tutte le forze politiche, partitiche, soprattutto quelle chiaramente che sono a Roma, e per ottenere i risarcimenti. Sì, vorrei aggiungere, mi perdonate, questa posizione, io che sono di solito uno che dice ti sei fatto male, ti arrangi, lo dico perché in questa partita è pur chiaro che la vigilanza sulle banche popolari è in capo a Banca d'Italia, è pur chiaro che comunque molti dovevano vigilare, penso a chi ha certificato i bilanci. È sempre più chiaro che tutta questa storia ha dell'inquietante rispetto a molte realtà, per cui penso che ci sia un grosso contingente, se non la quasi totalità dei risparmiatori, che hanno perso tutto perché molto probabilmente mai consigliati, mal indirizzati, e forse anche perché si fidavano di indicazioni a livello nazionale che erano quelle di aver visto gente che mai ha sollevato problemi sul valore dell'azione, sul tema della capitalizzazione o sul tema della raccolta. Quindi penso, quando incontro un pensionato e dice ho perso tutto e poi vai a vedere il suo deposito titoli, ha solo quelle azioni, non è che faceva l'operatore, si capisce insomma che qualcosa non ha funzionato. Presidente, sui migranti c'è la proposta di Dare di mettere non un centro di espulsione per la regione, ma tanti uffici di espulsione dislocati nelle caserme del Veneto. Cosa ne pensi? Ma guardi, io dico una cosa, ho sempre detto di no ai CIE. Allora, i CIE innanzitutto, è bene spiegarlo ai cittadini, non è una mega caserma piena di migranti che devono essere espulsi. Fra l'altro il CIE, fra virgolette, magari sbaglio il termine, il regime di semidetenzione, cioè non possono uscire dal CIE quelli in attesa di essere espulsi. Stiamo parlando di struttura con massimo 100 posti. Stiamo parlando di struttura con massimo 100 posti. Ho sempre detto di no, ovvio che oggi c'è una grande novità. C'è una grande novità che è quella di un progetto organico. Mai si è visto al Ministero dell'Interno un progetto organico che parte da quelle coste, parte dagli accordi internazionali, parte da mettere in discussione Dublino con l'Europa, parte dal tema dei respingimenti e di tutta una serie di ragionamenti che prima non si facevano. Se in tutto questo progetto c'è la necessità di avere un posto per 100 persone per espellere, per evitare che girino per la piazza di Vicenza, noi siamo qui a ragionare. Al momento è bene che chiarisca, nessuno ci ha proposto di realizzare una struttura e non c'è nessuna struttura identificata. Ma quindi un centro o tanti uffici dislocati come Guarda, mediamente da quel che si è capito la struttura deve essere regionale, dopodiché ovvio che il segretario della Lega fa delle proposte, ma che sono proposte della politica, non sono dell'amministrazione. Noi in questa fase non stiamo proponendo niente, vediamo che il governo sta proponendo un'azione del governo e vediamo quale sarà. Di certo noi non ci sottraiamo se il tema è progetto organico. Non scrivete come ha scritto qualcuno, maldestramente Zai ha cambiato idea. Io l'ho detto anche l'altra volta con Minniti, finché ci chiede il CIE ma non ci dice come li fermi quelli che arrivano, il CIE è inutile. Se invece che mi dice che li fermi e quelli che sono qua bisogna prenderli e mandarli via, quelli che non hanno titolo per restare qui, allora è un altro discorso. Ma far CIE senza fermarli, no. Grazie. Però il progetto di Salvini, deve essere chiaro, parla chiaramente di un progetto che parte da quella costa e arriva a CIE.